Signore e signori, benvenuti sul campo dei Naudi, situato nel cuore di Padova, che vede la quinta giornata Under 15. PFP Padova contro Marano Vicentino, palla 2, vinta subito dalle ragazze ospiti che impostano la prima azione d'attacco. Prima volta che si incontrano le due squadre, quindi un po' da scoprire le dinamiche tra le due partite. Prime azioni, un po' di studio, bellissimo movimento della Copitana di Marano Vicentino che apre subito le danze. Eva Totti va a aprire marchetura, poi recuperano il pallone. Attenzione in questa prima fase di gioco a non farsi sorprendere. Tiraccio un po' gancio cielo, recupera il rimbalzo Rebecca Zordi che vede benissimo l'Angela che va in sottomano quasi a realizzare, poi però recupera il pallone poi intercettato dalle ragazze ospiti, ma per fortuna finisce male questa azione. Chiara Basso vede Rebecca Zordi libera nell'area piccola, la serve, realizza e subisce anche fallo. Subito cambio nelle fila del Horus PFP Padova, esce una Chiara Basso forse infortunata, entra al suo posto col numero 27 Artemisia Missi Pulvirenti. Tiro libero aggiuntivo per la Rebecca Zordi. No, non può entrare. Realizza l'aggiuntivo 3-2 dopo il primo minuto di gioco. La Tolando che anticipa. Cattiveria pura. Però la rimessa è per Padova, quindi palla recuperata, grande Tolandona. Va però a muoversi in fretta, la Pittinato si muove, legge bene la situazione, serve la Tolando che però perdono il pallone, non si avvedono, un po' distratte le giocatrici. La Rebecca cosa ha fatto? Bravissima, adesso attenzione al contropiede. Nina Pittinato però fa buona guardia e adesso costringono sul perimetro le maranesi, così si chiamano gli abitanti di Marano. Attenzione a non lasciare libero, poi si inventa un tiro un po' forzato, la Pittinato fa buona guardia, poi trova quasi palla perso con la Tolando che prova a guadagnare dei metri al suo canestro, poi un po' forzato questo tiro. Missi recupera il rimbalzo, l'Angela fa un bel tiro dalla linea di tiro libero. Pallone non entra, ma la rimessa è per il Padova, affidata a Missi Pulvirenti che Angela però adesso un attimo di pazienza, magari fa impostare un attimo il gioco, si fa trovare comunque ben pronta sulle linee di passaggio delle avversarie, la palla è recuperata, però questo la Nina Pittinato sembrava regolare scoppata, ma abbiamo oggi una coppia arbitrale di primo ordine, arbitri federali giovani e molto ben impostati. Intanto l'allenatore della squadra ospite Carollo, un tenore esperto, ora il primo, ricordiamo in campo ci sono il numero 20 che sta tirando tiri liberi Nina Pittinato, il numero 26 Rebecca Zordi, il numero 28. Entra al secondo intanto il numero 28 Sofì Tolando e col numero 7 Angela Sartori che recupera un altro pallone, subisce fallo però qua secondo fallo non li segnano. Tabellone non segna i falli la Rebecca Zordi si apre la strada e va a risultare, prende ancora il punteggio.
cerchiamo di fare vedere al tavolo molto attenti in fase difensiva, quasi l'altro pallone recuperato, ma in qualche modo carambola nelle mani, brava Missy che va a chiudere poi in qualche modo va al tiro. Questo fallo comunque ci sta. Tavolo non si vede come hanno segnato i falli. Adesso intanto time out. Riprende il gioco dopo un time out chiamato dalla panchina vicentina. Ha voluto subito fermare i giochi con il punteggio 6-2, cercando di interrompere un po', al di là del punteggio forse un po' frettolose la squadra di Marano di panare il gioco. Intanto rimessa subito la rimessa sbagliata nell'asse fatto l'impresa alla rimessa, Belda e vai Sofia Tolando con le lunghe leve, va a recuperare il rimbalzo, la Tolando vede la Rebecca libera, il passaggio era un po' pericoloso, infatti esce, però l'ultima a toccare è stata, infatti sembrava l'ha inchinato, recupera un pallone, poi serve ancora la Rebecca e questa volta il passaggio va a buon fine, la Missy pressa in difesa, costringe palla fuori, comunque l'ultimo tocco era il suo, quindi rimessa ancora per la Missy, deve stare però più vicino a canestro, quasi palla recuperata, sono molto pressanti in difesa, o stringono un tiraccio ma che non va dentro, l'Angela Sartori viene chiusa, era angolo, ma poi commette fallo la numero 9. È il quarto fallo di squadra? No, o il terzo. Comunque rimessa per Angela, un po' pericolosa, qua può palleggiare Rebecca che non si fa intimidire dal raddoppio e porta palla nella metà campo avversaria. Poi non si intende con la Tolando, seconda palla persa, un attimo più attenzione, le ragazze devono metterle, è vero che stanno pressando molto adesso le maranesi, perché brava l'Angela, sempre attenta su ogni passaggio. Doppio cambio intanto nelle file del Padova, entrano Elena Ferrara, nativa di Cento, e Margherita. Escono Angela in debito sfigge, neanche la Sofia Tolando, che come al solito deve entrare un po' in partita, si mette un po' in suoi tempi, quando entra diventa devastante. Tanto palla recuperata, palla 2, fatta da Margherita Boldrini. Classe 2011, fine 2011, una delle poche oggi, nonostante siano under 15. Intanto palla recuperata dalla formazione di casa, che vedono grande lettura, trovano una bravissima Margherita Boldrini che si fa trovare libera sotto canestro, poi con le lunghe leve va appoggiare il tabellone per aprire il punteggio sul 8-2 quando ci avviciniamo alla metà del primo quarto. Rimessa per il Marano, affidata alla capitana Eva Totti. Ancora Missy fa buona guardia sulla fascia, non fa avvicinare al canestro, 14 legge quasi, in qualche modo la capitana prova a pressare ma Margherita non gli concede spazio, poi praticamente troppo precipitosa con il numero 5 nel Ferrara. Comunque l'ultimo tocco è della giocatore maranese e la rimessa è affidata alla stessa Elena Ferrara. Linea Pittinato, vede un'autostrada, ci si infila ma il casello questa volta era chiuso, alla fine però la Rebecca Zordi lotta come un leone sto canestro e conquista una rimessa, perché la freccia diceva veloce Elena,
bravissima, il Pizzinaccio fa trovare sotto, però questo purtroppo non entra. Contropiede delle maranesi chiusi dalla Boldrini, fa buona guardia al perimetro, tanto l'Elena anche lei fa buona guardia, quasi palla recuperata, poi la Missy si avventa sul pallone, fa parte di quella categoria appartenente anche ai miei Pizzinatori, che quando arriva il pallone non lo molla neanche se si presenta una muta di lupi inferocita. Quindi palla 2, freccia dice Marano, cambio anche nelle file. Marano esce dal numero 11 e entra col numero 3. Noemi Lombardi, tanto tira alla fine, la palla esce e la rimessa è per Padova. Nuova frazione offensiva, hanno aperto le danze in prima azione, primo tiro, poi si è un po' seduta la squadra, sono passati 5 minuti e i maranesi non hanno più segnato. Qua fallo evidente, l'arbitro era 50 centimetri, subito sanzionato, siamo già in bonus. Esce intanto la Missy, che ha ben speso i minuti che gli ha concesso coach Mariana Morao, ed entra col numero 2 Stessi o Dumea Stessi. Tanto 2 tiri liberi in quanto la squadra è in bonus per Elena Ferrara, che sbaglia il primo. L'arbitro un po' lezioso, controlla che tutte le rimbalziste siano a posto, tira secondo libero, sbaglia, rimbalzo della Lombardi che si vola sulla fascia, però viene chiusa molto bene dalla Elena Ferrara. Devono stare fuori dal perimetro nonostante non difendono solo. Attenzione al momento alla 4 che si beve un po'. Elena Ferrara bravissima, sporca il pallone, poi la Lombardi non trattiene. Qua rimessa per il Padova. Elena Ferrara si divincola, fa un po' l'handling sempre molto efficace, poi si sta per impaperare, poi legge molto bene la Nina, non riesce a aprire la danza e poi recupera clamorosamente un pallone e affida la rimessa al Padova tra le proteste del pubblico ospite. Francamente è difficile, ma sarà nel caso che scarichi, in qualche modo recuperiamo il pallone, palla 2, freccia dice Marano, e quindi azione per la mia attaccante. Intanto tocca il naso, non si risparmia mai, cambia nelle file del Marano, entra la numero 2 Carlotta Randon che mette per la prima volta, direi, piede in campo. Tanto la palla viene fidata a Noemi Lombardi, che va fino in fondo e poi va a tirare, brava Noemi, non entra però il pallone e quindi Elena Ferrara apre per Stessi, Odumè che poi trova, si libera sulla fascia, la linea però non entra, un po' imprecisi, il punteggio ancora fermo 8-2 quando mancano poco più di 3 minuti alla fine del primo quarto. Un po' più di attenzione però lì, perché la Rebecca l'ha intercettato, sono 2 o 3 giocatrici dell'Orus che sono un attimo non si sono avventate sul pallone, quindi la rimessa è affidata a Eva Totti, capitana del Marano. In campo c'è anche il numero 4 Greta Martini, il numero 17 Alice Xausa, il numero 3 la Lombardi e la Rendon si avventa sul di passaggio. Alla fine però tanto è rientrata in campo Angela Sartori, vede il taglio della
Elena Ferrara che va a realizzare intanto fischia passi, pubblico locale, pubblico ottico si scalda. Sembra fino adesso decisioni molto corrette da parte degli arbitri. Ferrara intanto va fino in fondo, poi cerca qualche compagno libero, in qualche modo l'Angela recupera il pallone, apre per la Margherita Boldrini che cerca il tabellone, sbaglia, ma Elena recupera, rapina un rimbalzo d'attacco, ma alla fine pubblico ospite un po' sopra le righe, forse non è abituato a un arbitraggio di livello. Comunque rimessa a favore del Marano per il fallo commesso in fase di costruzione di gioco. Bella lettura della numero 2, però brutto tiro, invece non prende il ferro, poi si fa palla 2. La Freccia questa volta dice Padova, quindi rimessa, no, fallo. Fallo fischiato alla difesa del Oros PFP Padova, quindi secondo fallo in qualche modo salva dall'infrazione di campo il numero 3. Poi si blocca sulla linea del 3 punti, stessi recuperano in qualche modo, questa volta invece è palla 2 e siccome la Freccia dice Padova, palla recuperata, punteggio 10-2. Intanto Elena Ferrara passa la metà campo, fa bene a dare con calma, 7 volte si fanno prendere il fresco, intanto si infortuna Stessi Odumè va a dare un bel paniere, attenzione a contro questo però c'è da discutere, ci sono tutte fermate, cioè si sono fermate vabbè, si sono fermate, è stato un po' di misunderstanding, vediamo cosa decidono gli arbitri, è stazione un po' caotica, tutta la squadra ferma per un, diciamo così, un infortunio che aveva lamentato una giocatrice del Marano, e ora hanno colto in questa, diciamo così, sospensione per involarsi verso canestro, un po', diciamo, discutibile questa situazione di gioco. Comunque punteggio 12-4, rimessa per la Ferrara e poi trova in qualche modo l'avvicinato, passa la metà campo, trova l'Angela Sartori, la stanno difendendo con più aggressività, palla 2, palla recuperata per il Marano perché la Freccia questa volta dice Marano, si scalda un po' distratte le giocatrici in questa fase. Tanto Coach Morao chiama un cambio veloce con la Rebecca Zorzi e Angela Sartori, che deve aver subito un colpo sul naso e imposta l'azione la Rendon, trova la numero 9 che pressata in difesa, perde il pallone, intanto Elena Ferrara guadagna, in questo caso il difesa era un po' al limite, ma il pallone si incastra sul ferro, arbitro con un zompo scastra il pallone e perché è rimessa Marano non si capisce. Comunque numero
3 trova il fondo, ma non trova un bel tiro che non entra. Fallo quasi intenzionale, numero 10 va a dare il 5 sportivamente. Tanto doppio cambio, esce Nina Pittinato, viene rilevata da Sofia Tolando, e cambio tra le gemelle, esce Stessi, entra Tracy Odume con il numero 11. Campo Sofia Dallafina che è il numero 11 per la squadra ospite, con il numero 10 Sofia Sella, con il numero 3 Noemi Lombardi e con il numero 2 Carlotta Randa. Tanto sbaglia il primo tiro libero Sofia Elena Ferrara, e infila al quarto tentativo, su quei punti sempre importanti che comunque valgono un'azione, quindi il punteggio viene stampato. Tolando allunga le sue lunghe leve, braccio della capitana Noemi, Eva Totti, alla fine però bisogna impostare il gioco e Tracy passa la metà campo, trova Elena Ferrara che, chiusa da 2 giocatrici, va comunque a spingere sulla linea di fondo e guadagna un fallo con altri 2 tiri liberi. Sono già il quinto e il sesto tiro libero che li aspetteranno, quindi dalla dimensione della difficoltà di contenimento di questa forte giocatrice, che sbaglia però il quinto tiro libero. Siamo a 1 su 5, vediamo se riesce a arrotondare. Esce la Margherita Boldrini, stava per recuperare il pallone, alla fine però in qualche modo hanno fischiato gli arbitri, un po' confusi. Adesso forse stavamo per perdere palla, poi ci riproviamo a perdere palla, in qualche modo è chiusa. Bellissimo il taglio della Carlotta, della Rebecca Zorzi, che però viene stoppata, ma la palla è nuova rimessa da parte nostra. Proviamo per l'altra volta a prendere il pallone, ma Elena Ferrara prova un tiro da 3. Mancano 5 centesimi di secondo, mezzo secondo alla fine del primo quarto, si spegne su un 13-4 per le ragazze del Olimpiadi di Padova. Riprende il secondo quarto, qualche cambio di coach Morao che mette 2 alza poi centimetri della squadra, con in campo sia la Boldrini che la Sofia Tolando. Intanto porta palla l'Elena Ferrara senza paura fino in fondo, va a appoggiare al tabellone e subito mette le cose in chiaro, però risponde subito, un bel tiro dalla media. Il numero 7 Emma Tarantonello, solito palleggio prolungato della Ferrara, serve un assist delizioso alla Giulia Boldrini, che va a realizzare il suo sesto punto. Però qua la Boldrini prende un bel rimbalzo, ma poi si fa, diciamo così, arpionare il pallone. La
freccia non è stata aggiornata, quindi la rimessa è per il Marano, che imposta l'azione d'attacco. Passaggio non sporcato, punteggio 17-6 per la squadra di casa. Doppio cambio subito nelle tire del Orspensfield di Padova, esce la Boldrini e la Ferrara con un po' in debito ossigeno, entrano col numero 2 Emily Duvern tanto l'Attolando fa un recupero prodigioso, poi con cattiveria va sulla fascia, serve un gran assist che questa azione meritava assolutamente. La realizzazione, poi non c'è palla 2 perché recuperano pallone. La squadra ospite che con la numero Sofia Dallafina vanno a accorciare le distanze. Attenzione perché è un momento buono per la squadra ospite, che adesso va a recuperare un pallone perso da Sofia Tolando. Tanto c'è lotta al pallone, un po'. Tanto con il numero 14 intanto era entrata Chiara Basso, coach Morao in qualche modo erano sul limite di perdere la rimessa. Chiara Basso intanto passa la metà campo, poi su Anda tranquilla serve Tressi, poi subisce fallo, è stata praticamente agganciata dal numero 2, quindi rimessa laterale affidata da Sofia Tolando, che serve Rebecca Zorzi, che cerca qualcuno di libero, non trova nessuno, quindi va dentro, serve Tressi che si incarica di un tiro dalla media. Pallone esce, l'ultima a toccare è Emily Duvern con il numero 22, quindi nuova rimessa per il Marano, che intanto chiama un cambio, entra la numero 17 Alice Sausa, tanto in qualche modo provano a macinare gioco, ma bel recupero del Padova, che sporca un pallone, ma l'ultimo a toccare è la Marano. Intanto Rebecca Zorzi va fino in fondo, subisce il fallo dalla parte del numero 9, che accenna un lamento, diciamo così, sostenendo che il suo fallo era abbastanza netto. Invece alta la parabola di numero 9 è Greta Busato, ha messo il fallo per la squadra ospite. Secondo tiro libero per Rebecca Zorzi, la sua solita parabola molto alta, però la mira la Devernay lotta per recuperare il pallone, poi recupera in difesa, bravissima, fa una buonissima guardia, praticamente salvato l'azione. Qua c'è un dai e vai tra l'Attolando, che ha recuperato il pallone, ha portato giù, ha aperto per la linea Pizzinati, che poi gli ha restituito, e nell'azione di tiro subisce il secondo fallo da parte della squadra ospite. Altri 2 tiri liberi, punteggio 17-8, mancano 7 minuti alla fine del primo tempo. Ha qualcosa da dire intanto l'allenatore Carollo all'arbitro, che qua ci starebbe anche un tecnico in situazioni normali, diciamo così.
È un tiro libero? Ma perché l'ha dato tecnico? Tecnico. Ha tirato il tiro libero perché era tecnico per la squadra ospite per le proteste. Prima volta che vediamo un tecnico effettivamente. Per le proteste, intanto la Nina quasi un movimento atletico notevole, va a provare a recuperare il pallone, non riesce, si perdono. E Totti che va a realizzare un bellissimo canestro. Attenzione perché 17-10 stanno riprendendo fiducia alle ospiti, punteggio un po' fermo da un po' di tempo. Bellissimo, dai e vai tra la Pizzinato e la Rebecca Zorzi che va a prendersi altri 2 tiri liberi. Intanto non può cambiare la Rebecca perché deve tirare i tiri liberi, quindi dovrà attendere l'entrata in campo di Missi Pulverenti. Un po' in debito d'ossigeno anche la forte playmaker. Oggi ricordiamo che forza Rebecca! Coach Morao ricorda di tirare in avanti più che in alto alla Rebecca, che comunque ha sempre un bel tiro, ma credo che poi il suo modo di tirare i tiri liberi è 0 su 4. Intanto cambio nelle file del Padova, come dicevamo esce Rebecca Zorzi, entra con il numero 27 Missi Pulverenti, cambio anche nelle file del Marano, entra col numero 19 Adele Zamboni. Proviamo un pallone, no, la rimessa è ancora per il Marano. Si perdono la numero 2, però viene orbata dal Tolando, però si è capito, forse ha toccato, però il pallone è uscito, ha toccato la curva, poi la Tolando in versione difensore, prova a passare a Chiarabasso che poi viene intercettata, ma la rimessa è per il Padova. Mancano fermi un po' la Nina Pizzinato. No, Nina aveva letto benissimo la dormita difensiva del Marano, ma da sotto, da sola, sbaglia il tiro. Non deve perdere però fiducia perché sono un attimo di scolamento. Intanto time out chiesto dalla squadra di casa, ci vogliamo un attimo per fare il punto della situazione. Riprende il gioco, vediamo se ci sono dei cambi nelle compagini. Sì, nel del Padova esce direi la 3, si entra col numero 22 Emily Deverne, rimessa affidata a Missi Pulverenti che apre per Tolando che subito si gira, sbaglia, la Missi prova a prendere il rimbalzo e poi vengono fermati con una palla 2 rimessa affidata al Marano nelle abili mani di Eva Totti, poi quasi perde il pallone ma lo recupera la sua compagna. Il 17 va fino in fondo, il tiro non è buono, palla carambola, viene recuperata dal Marano che prova a impostare il gioco, un po' di strattoni, in qualche modo tirano, sbagliano ma recuperano ancora un balzo d'attacco. Eva Totti prova a recuperare il pallone, alla fine la palla rimbalza carambola fuori dal campo e la rimessa è affidata al Padova. La linea Pizzinato deve passare la metà campo, alla fine viene pressata in maniera dura ma corretta dalla numero 3, poi la Tolando
perde palla, fase di gioco, no, attenzione, no, così però non va bene, per fortuna che nei seguenti va a arginare questo imbalzo difensivo, è importante perché si stordisce il suo difensore, facciamo dei tiri portati. In questo caso finalmente smuoviamo il cartellino che era fermo veramente da troppo tempo, 17 punti, diciamo. Riapriamo. In qualche modo un po' di palla, fanno girare molto la palla, poi anche loro, però sì. Distrago un attimo, Chiara Basso intanto va, un bel canestro realizzato, va a guadagnarsi un fallo in anche di tiro. Tanto il punteggio, i falli sono un po' sbilanciati. Doppio cambio, i ragazzi vicentini si innervosiscono un po' per le istruzioni di falli. Intanto Chiara Basso, abbiamo oggi percentuali di tiri liberi veramente pessime, anche il secondo non tocca il ferro, c'è qualcosa. Tiri liberi oggi tanto Chiara Basso intercetta il pallone, ma la rimessa lei è l'ultimo a toccarlo. Impostano il gioco in qualche modo, vanno al tiro, sbagliano, rimbalzo, top rimbalzo ormai gli studenti, in qualche modo serve Chiara Basso che non trattiene, quindi rimessa a difesa, cambio, per fortuna sono un po' dormiti, intanto esce gli studenti, entra Rebecca Zorzi. Totti viene chiusa sulla linea di fondo, tiro da 3, un altro tiro sbagliato, anche loro molto imprecisa il tiro. Chiara Basso intanto spinge sulla fascia, questo passo bellissimo di controtempo, in qualche modo si viene chiusa molto bene in difesa, in qualche modo riesce comunque a tirare, forse un po' forzato questo tiro. E la palla viene recuperata dal Marano, va in contropiede con il numero 11, viene chiusa però da Nina Pittinato, bel momento del 17 che subisce il fallo in dinamica di tiro, il pubblico ospite si lascia andare. Che l'aria pedemontana, diciamo così, infervora gli animi. Tanto 2 tiri liberi per la numero 17. Alice Xausa, il punteggio è 19-12, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo. Il primo tiro libero con una percentuale di tiri liberi al 50%, saremo avanti di ben più dei punteggi attuali. Intanto sbaglia il secondo, l'imbalzo è appannaggio di Chiara Basso, viene pressata, si deve il suo difensore, legge la Nina Pittinato, no, Nina che aveva preso un bel rimbalzo in attacco, aveva appena fatto, ma è interrotto il gioco. Un altro fallo della squadra ospiti. Intanto Elena Ferrara qualcosa di Pittinato.
continua la serie drammatica di tiri liberi. Saremo a 1 su 12 al momento. In qualche modo il secondo entra e raccontiamo il punteggio a 20-13. Adesso però bisogna darci dentro, perché 19, tiraccio, un altro tiraccio, in qualche modo vanno a contendersi il pallone. Rimessa affidata alla Tolanda, che poi serve Chiarabasso con la sua solita sicumera. Chiarabasso intanto commette passi, gli esperti tifosi ospiti l'hanno subito rilevato, anche lì è un po' predettivo. Bel movimento del numero 3, che però perde il pallone. Rimessa affidata a Elena Ferrara, non si avvede che c'era la Nina libera, però il passaggio comunque impegnativo, riesce comunque a guadagnare il fondo, va fino in fondo, realizza, bravissima Elena Ferrara, e riapre il punteggio a +9 dopo una fase un po' di stanca. In qualche modo Eva Totti recupera un bel pallone, sì. Fallo? Sì, fallo e tiri liberi, direi, perché la squadra è in bonus. Tanto cambio nelle file del Padova, esce Nina Pittinato, un po' scorata, sempre molto severa con se stessa, e quindi tiri liberi per Chiarabasso, che mi sembra una buona mano, anche se oggi, come tutte le altre, non ha arriso. Niente da fare. Sicuramente una sessione punitiva di allenamento verrà prevista nel corso della prossima settimana per la squadra di casa. 0 su 2 un'altra volta, ma Rebecca Zorzi aziona il pallone di cattiveria, sta per subire palla 2, poi la perde, la riprende tutto da sola. Intanto Elena Ferrara prova a divincolarsi del suo difensore, vede benissimo l'Attolando libera, che però sbaglia. Rebecca poi risolve tutto, la nuova azione offensiva. Intanto è entrata Angela Sartori, bravissima in questa fase, stanno producendo veramente tanto gioco. Elena cosa ha fatto? Bravissima, hanno prodotto un altro gioco, poi rubbano il pallone, in qualche modo lo recuperano, ancora un'azione difensiva. In questa fase sono molto più sul pezzo le ragazze di casa. Bel gancio, tiro da lunga di Chiarabasso, non va dentro. Comunque molto bene questa azione, anche se non è stato finalizzato il gioco, abbiamo fatto correre un po' di minuti. Comunque in qualche modo vanno a vincere la palla 2, la Freccia dice comunque Padova, e quindi cambio nelle file del Padova. Esce Chiarabasso, che ha speso molto correndo sulle fasce, ed entra Margherita Boldrini. Rimessa per Marano, quindi ha dato palla 2. Freccia mi sembra la girano adesso, e tanto Eva Totti prova a fare in percussione. Ferro di casa ben istruito sputa il pallone, tanto si ferma Sofia Tolando sulla fascia. Elena vede la Zorzi, bellissima azione non premiata dal canestro, poi groviglio di braccia sul pitturato, però questa volta la Freccia dice Padova, e quindi rimessa
laterale quando manca un niente, 30 secondi alla fine del primo tempo, 24-13, sono un attimo riprese, qua Orlando non si fa intimidire dall'aggressiva difesa del Marano e va a dare un bel canestro sotto mano, sguardi di cattiveria tra la... Molto sportivamente Margherita conferma, tanto la Sofia Colando recupera il pallone ma subisce il fallo della Eva Totti e quindi rimessa laterale. L'allenatore della squadra ospite un po' spavalrighe con i suoi interventi, diciamo così. E intanto altri 2 tiri liberi per Sofia Tolando, vediamo di sfatare le percentuali. La solita parabola molto bassa di Sofia Tolando, ma oggi niente, cambiano, i giocatori si alternano una girandola di tiri liberi, ma non entra niente. E succedono, il basket è bello questo sport che non è mai molto avventurato. Sofia Tolando col suo cosa ha fatto Elena Ferrara in chiusura di questi sono punti sanguinosi perché mancava un niente alla fine del tempo, adesso sono 3 secondi, 2-1, il quarto si spegne così, è veramente un canestro molto importante, fatto veramente attenzione, finisce il primo tempo su un punteggio di 29-13 per la squadra di casa.